ben ritrovati. Oggi facciamo una ricettina sfiziosa. Vabbè, tutte le ricette sono sfiziose, però questa è particolare. Facciamo delle polpette, ma stranamente sto facendo una serie di polpette senza carne. Ebbene sì, oggi facciamo quest'altra ricetta sono delle polpette, però questa volta vengono fritte. E cosa ci mettiamo dentro? Del tonno sott'olio sgocciolato, quindi voi fate questa operazione la mattina, lo togliete e lo fate sgocciolare in un colapasta. Della ricotta, 2 uova, del formaggio, sempre ripeto all'ennesima potenza, quello che più vi aggrada, pecorino, parmigiano, grana, quello che vi piace di più. Qualche capperino per dare sapidità a questa connubio ricotta tonno e una alicetta sott'olio tagliata a pezzettini. L'unica cosa che dovete avere l'accortezza è che, diciamo, per quanto riguarda le quantità, vabbè, le alicette, i capperini, voglio dire, un po' di prezzemolo, un uovo o 2 a secondo della quantità, va bene, diciamo sono orientativi così. Quello che più o meno diciamo che dobbiamo mantenere una sorta di quantità sono la ricotta e il tonno. E cosa succede? Non ci va, se avete notato, non vi ho detto la mollica di pane, per cui si assembleranno da soli con l'uovo, perché il tonno poi tutto sommato è cremoso, anche e la ricotta uguale. L'unica cosa, ve l'ho detto, nelle quantità dobbiamo avere l'accortezza di usare la stessa quantità di tonno e la stessa quantità di ricotta, in uguale misura. Sostanzialmente questi sono più o meno 200 grammi di tonno e abbiamo 200 grammi di ricotta. Sono le uniche cose da mettere, diciamo, in quantità certe. Le altre sono degli aromi tranquillamente che possiamo metterle. Ovviamente non possiamo esagerare con le acciughe, perché sennò diciamo è un sapore forte e toglierebbe un po' di aromi e sapori di tutte le altre cose. Quindi alicette in questa quantità diciamo di 200 e 200, quindi 400 grammi di pasta, chiamiamola così, mettiamo 4 filetti di acciughe, 4, sempre tagliati poi sminuzzati a pezzettini. I capperi la stessa cosa, giusto una mangiatina, qualche capperino così, diciamo 10 grammi va, però capite bene che quando sono questi aromi un po' particolari, questi aromi un po' più forti, cerchiamo di mantenerci, perché poi non è che sono quelli che vanno a intaccare il discorso, diciamo, della rotondità, diciamo della polpetta vera e propria, non sono quelli che fanno vedere la consistenza, è semplicemente solo il tonno e la ricotta. E allora, noi abbiamo nel frattempo ovviamente prendiamo la nostra padellina, ci mettiamo un po' di olio perché poi queste polpette vanno fritte. Prendiamo il nostro tonno sgocciolato, vedete è abbastanza asciutto perché l'abbiamo sgocciolato, io l'ho messo ieri sera, quindi voglio dire molte volte spesso le preparazioni così li faccio anche la sera prima, proprio per evitare che poi c'è troppo olio, troppo liquido e quindi diciamo si compromette la ricetta stessa. Quindi questo tonno, la ricotta. Ovviamente vi ricordo, io non metto sale ancora perché già c'è il tonno che è bello salato, poi metteremo le acciughe, metteremo i capperi e quindi poi dopo dobbiamo avere l'accortezza di assaggiarlo. Assaggiate sempre, ci manteniamo col sale perché aggiungerlo siamo sempre in tempo, toglierlo poi, scusate, sarà un po' difficile. Allora, le uova. Allora, vediamo, mi metto un po' a favore di camera, visto che ancora... Allora, quindi le uova, la ricotta e il tonno e iniziamo a mescolare. Ragazzi, sono lavori che vanno fatti con le mani perché dobbiamo ben vedere la consistenza degli ingredienti.
Ecco qua. Dobbiamo far la ricotta, la dobbiamo far sciogliere bene bene. Ecco qua. Già c'è un profumo perché il tonno che è molto profumato. La ricotta tutto sommato non ha un profumo suo, almeno quando è calda vi assicuro che ce l'ha. Appena esce dal contenitore e caccavo una volta, perché mo è tutto un po' più, però ha un profumo suo. Ecco qua. E allora a questo punto mi lavo le mani ovviamente. Che facciamo? Mettiamo del parmigiano, questi, vedete quanti sono questi capperini, insomma sono pochini, perché la quantità è esigua, voglio dire, per questa quantità vanno benissimo questi qua. Ovviamente precedentemente lavati, strizziamo un pochettino, giusto per far uscire quest'acqua che sostanzialmente poi ha dentro del sale. Quindi mettiamo questi capperini così e tagliuzziamo le nostre alicette sott'olio. Abbiamo detto in questa quantità 4 filetti di acciughe. Ecco qua, sono 2. No, sono fiscale perché sono sapide, molto sapide, quindi molto salate, quindi voglio dire è inutile esagerare, perché poi sarebbe un po' troppo forte il sapore e non andremo a gustarci questa polpetta particolare. Ecco qua. Rimestoliamo, questa volta lo facciamo con un cucchiaio. L'impasto, vedete, tutto sommato è morbido, però non è importante perché, diciamo, l'uovo fa da legante, per cui non ci dobbiamo preoccupare, anche perché adesso poi vi faccio vedere la procedura per friggere queste polpette. C'è qualche pezzettino di ricotta ancora che si vede, noi la facciamo sciogliere. Cerchiamo di farla sciogliere il più possibile. Non devono restare dei pezzi, deve essere tutto amalgamato per bene. Magari facciamo con una forchettina in modo che si scioglie meglio. Ecco qua, vedete, c'è qualche pallina di ricotta e noi la facciamo sciogliere per bene. Ecco qua. Ok. Allora a questo punto che succede? A questo punto noi lo assaggiamo questo impasto e vediamo com'è a livello di sale. Ecco, assaggiamo l'impasto. Per quel che mi riguarda va bene così. A rigore un pochettino di sale ci vuole. Mettiamo adesso del prezzemolo. Questa volta tritato finemente, perché dà il suo bel sapore. E questo è un altro modo furbo di far mangiare, un altro trucchetto per far mangiare magari del pesce ai bambini, che sono sempre resti a questi sapori particolari, ecco. Perfetto. A questo punto cosa facciamo? Allora, ancora se si gira ancora si trova qualche pezzettino di ricotta, ma noi ormai l'abbiamo ben sciolta.
E allora a questo punto cosa dobbiamo fare? Ci serve del pane grattugiato, ok? Perché formiamo le nostre polpette e li dobbiamo poi passare nel pane grattugiato prima di friggerle, ma nel frattempo ci facciamo riscaldare l'olio. Ecco qua. Vediamo un pochettino. Ok, intanto che l'olio va, iniziamo a fare le nostre polpettine. Con un cucchiaio, ecco, prendiamo, perché sono molto morbide, quindi passiamo direttamente nel pane grattugiato la polpettina e la adagiamo un po' su un piatto, vediamo un pochettino, che così almeno quando è pronta qualcuna la mettiamo subito a friggere, in modo che poi nella cottura vanno insieme, se no ecco qua, vedete com'è morbido, non vi preoccupate perché deve venire così. A rigore le preparate e le tenete un po' in frigo, giusto per far, diciamo, fermare un pochettino il composto, farlo un pochettino solidificare, ecco, ma giusto poco, Noi qua dobbiamo andare avanti con i tempi, per cui li prepariamo così, come è effettivamente la ricetta. Poi possiamo tranquillamente, a rigore se vogliamo, possiamo anche metterlo un po' di pane grattugiato dentro, giusto per dargli una consistenza diversa, per paura magari che si sfaldano, che si sbriciolano, però se l'olio è caldo vi assicuro che non succede niente. Ecco qua. Sono delle frittelline più che delle polpette perché non riescono a mantenere la loro rotondità proprio perché l'impasto è morbido, quindi diciamo che sono delle frittelline. Li vogliamo chiamare polpette proprio perché hanno questi ingredienti insieme e li chiamiamo polpette, ma sono delle frittelline. Non vi preoccupate della forma se vengono un pochettino più, diciamo, vedete, un po' storte, perché non è quello che conta, è il sapore. Quindi vediamo un po' di... Prendiamo una forchetta, un altro cucchiaio. L'olio dovrebbe essere caldo, sì. Ecco qua. Anche perché questa polpetta sostanzialmente l'olio deve essere abbastanza caldo perché deve subito prendere, diciamo, il calore, altrimenti si sfalderebbe. Per cui dobbiamo essere sicuri che l'olio è bello caldo. Vediamo un po'. Ecco qua. Ah, che meraviglia! Li possiamo anche arrotondare nel mezzo che li facciamo, diciamo, dopo averli passati nel pan grattato, li possiamo anche arrotondare poi, Nessuno ce lo vieta perché poi, essendo ricoperto di pane grattugiato, non si sfalda, quindi possiamo tranquillamente modellarla a nostro piacere. Vi assicuro che c'è un profumo qua dentro. Lo so, lo dico ogni volta, però è così.
Abbassiamo un po' la fiamma perché sennò qua si bruciano. Ecco qua, infatti stavamo rischiando di bruciare le nostre polpettine. E la fretta, ragazzi, in cucina è una cattiva consigliera. Sì, ci vuole molto, diciamo, ci vuole la velocità dei tempi, tutto quello che vogliamo, però bisogna stare attenti perché basta poco per rovinare magari un piatto che ci piace e nello stesso tempo. Allora, mo mettiamo un po' di carta assorbente sul piatto. In modo che facciamo scolare l'olio, far assorbire un pochettino l'olio per non venire troppo. Allora. Ecco qua. Vedete? Sono bellissime, profumatissime e vi assicuro che hanno una morbidezza incredibile. Beh, le prime diciamo che un pochettino sono... stavamo rischiando di bruciarle perché ci siamo distratti un po', mi sono distratta un po', quindi perdonatemi, ma lo so che voi mi perdonate, ma ecco qua. E continuiamo la nostra con le altre. Ok. Vedete come sto facendo, sì? Ecco qua. Poi ve l'ho detto, a rigore possiamo riaggiustarle con le mani, ma non ha importanza, non è che devono venire perfettamente tonde o perfettamente... è una polpetta, quindi... Mamma mia come profuma! Sarà il tonno, sarà la ricotta, non lo so, ma c'è un profumo meraviglioso qua dentro. Che poi li impiattiamo. Vediamo un pochettino come possiamo, li finiamo tutte, va? Che oggi li facciamo mangiare a questi ragazzi che lavorano troppo questi operatori e così oggi e facciamo di creare queste truppette, va? Ecco qua. Di creare, voce del verbo non lo so, e spiegarli certi termini è un po' difficile. Dovremmo fare uno studio dei nostri dialetti, perché ci sono delle parole che insomma non è facile spiegarle, è un pochettino difficile dare il senso o comunque spiegare quel determinato, quell'azione, quel termine che magari... sì. Allora, sempre. Ecco qua. Basta poco olio perché non è una frittura, diciamo, di quelle... Ops, sentite, forse c'era un po' d'acqua nel cucchiaio. Ecco qua. Un altre due, eh? E così oggi ne diamo 2 ciascuno a questi operatori. 2 se le meritano, dai. Ci sono giusti, manco l'avessi contate. Ecco qua.
pastrocchio stiamo facendo oggi, eh? Stiamo un po'... E l'ultimo della serie, non si butta via niente, assolutamente. Teniamo sempre presente questo fatto qua, che mai e mai sprecare, buttare le cose così. Ecco qua, altre due e poi passiamo all'impiattamento. Vi assicuro ragazzi che il profumo e sono morbidissime. Fuori sono belle croccanti perché giustamente il pangrattato con la frittura gli dà una croccantezza particolare, però dentro hanno il cuore morbido. D'altronde la polpetta dovrebbe essere questo il senso, diciamo, ecco. La rotondità e la morbidezza di questa polpetta. Ok, adesso passiamo a un bell'impiattamento. Ovviamente lo teniamo qualche minuto sulla carta assorbente in modo che diciamo come dire, si asciuga un po' l'olio in eccesso. E mo passiamo all'impiattamento. Ecco qua. Ovviamente nell'impiattamento ci possiamo sbizzarrire come vogliamo, possiamo metterci quello che vogliamo nel piatto, una foglia di lattuga, un po' di prezzemolo, sempre qualcosa che comunque in ogni caso dobbiamo assolutamente poi mangiare o comunque non dobbiamo buttarla solamente perché la foglia di lattuga l'abbiamo messa come contorno. Non è detto ce la mangiamo insieme alla polpetta, qual è il problema? Cioè non esiste proprio, non ce lo dobbiamo porre proprio il problema, questo è. E allora, noi per non sprecare non ci mettiamo niente, mettiamo semplicemente le nostre polpette nel piatto, poi chissà nel frattempo che l'impiatto mi viene in mente qualcosa, non si sa mai. Ecco qua. Questa la lascio che la voglio assaggiare, che è più piccolina. Ecco qua. Che dire, e il piatto è ben servito, vedete come sono belle? Ragazzi, sto arrivando, e vi porto queste polpette, io l'assaggio una. Che meraviglia! Guarda, è tutto sempre tranne che quello che ci ho messo dentro. Dà un senso di, non lo so, lascia la fantasia galoppare perché non si riesce bene a capire cosa c'è dentro. E buone polpette a tutti, alla prossima ragazzi, ciao!